Eccoci assieme per questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. È stato inaugurato stamattina a Udine un nuovo ecocompattatore di cartoni per bevande, bottiglie e flaconi in plastica nell'ambito del progetto NET. Rispettiamo il pianeta e i buoni del riciclo. Vediamo. Sì, eccoci presentato questa mattina un nuovo sistema per conferire i rifiuti e ottenere dei buoni poi spendibili all'interno di un supermercato con noi il signor Facca che ci spiega insomma come funziona questo meccanismo. Allora, questo è un meccanismo molto semplice, il cliente inserisce 10 bottiglie di plastica qua o in alternativa dei Tetra Pak. Ogni 10 gli viene fuori un buono da €1 che può spendere nel nostro negozio di Martignacco con 30 € di spesa, per cui ogni 30 € gli diamo l'euro che prende da questo conferimento. Ecco, un'iniziativa, la prima in comune a Udine e anche nell'Interland. Sì, a Udine sì, nel Pordenonese abbiamo già altre 3 macchine installate l'anno scorso. Ecco, qual è l'esito, una buona la risposta a quella del Pordenonese? Ma assolutamente sì, siamo molto contenti, all'inizio è stato visto un po' con scetticismo, però adesso È diventato quasi normale. è diventato quasi normale che la gente viene a fare la spesa, prima di fare la spesa mette le bottiglie nel compattatore. Ecco, quindi una iniziativa nuova, il buono che si riceve di quanto è a fronte di una spesa di? Allora, il buono è di €1 ogni 10 bottiglie, si può spendere facendo 30 € di spesa. E con Mario Raggi, presidente di NET, vediamo quali saranno insomma gli esiti, le prospettive, magari anche un ampliamento di questo servizio ormai così molto gradito e che va verso l'ecosostenibilità, che spinge le persone insomma a conferire rifiuti. Ma innanzitutto questo è da precisare, è il terzo area test che facciamo, ne abbiamo fatta la prima a Cividale, la seconda a Palazzolo e siamo arrivati al terzo. Stiamo allacciando rapporti commerciali con i gruppi principali, in questo caso Conad, che ringraziamo, e i precedenti sono stati fatti con l'Aspiag e con la MD Discount. È un progetto che porterà avanti la NET sicuramente nel prossimo anno per arrivare a portare circa 40-50 contenitori di questo tipo, perché il progetto, diciamo, affiancato alla raccolta della gestione dei rifiuti c'è anche il discorso culturale di cercare di sensibilizzare tutti i cittadini, ma anche i giovani e meno giovani, a andare verso il riciclo spinto. Questo è un modo divertente di conferire la plastica, il Tetra Pak è una cosa interessante perché pochi sanno che il Tetra Pak è possibile riciclarlo molto bene e in cambio viene premiato lo sforzo con un contributo, diciamo, di €1 che può essere simbolico o meno, però in qualche modo è un tornaconto che uno ha per quello che ha fatto. Ma soprattutto vediamo che dove li abbiamo già messi e dove sono in giro per l'Italia i risultati sono sempre in crescita, quindi la gente giocando si avvicina a questo passaggio di tutela verso l'ambiente. Allora eccoci con l'assessore del comune di Udine all'ambiente, ecco, il presidente della NET dice un gioco, in realtà insomma un gioco importante, no? È diciamo, un atteggiamento di civiltà spinto in questo caso da un'iniziativa particolare. Certo, tutte le iniziative che aiutano l'ambiente vanno valorizzate e questa è una bellissima iniziativa che aiuta l'ambiente, che parte dal basso, dal cittadino ma anche e soprattutto dai giovani che sono molto sensibili all'ambiente, quindi conferendo 10 bottiglie poi c'è anche un premio. C'è un buono da €1 da spendere e questo può essere un incentivo in più, anche se comunque io credo che un macchinario del genere stimolerebbe in ogni caso, perché comunque noi dobbiamo essere sempre più attenti all'ambiente, la plastica è dannosa e quindi conferendo la plastica e conferendo anche i cartoni si fa già un buon passo per la differenziata che è quella che noi portiamo avanti e per il riciclo. Quindi ben vengano questi macchinari che siano sempre più diffusi in vari luoghi, fuori dalle scuole, fuori dai negozi, in centro eccetera, per continuare la battaglia contro la plastica e per l'ambiente, che l'ambiente sia sempre più pulito.
Durante l'estate e soprattutto in seguito alla pandemia da Covid c'è stato un aumento di accessi al centro recupero fauna selvatica di Campo Formido. Siamo andati a vedere per voi qual è la situazione. Quello che vedete è l'auro, che ormai credo sia diventato il simbolo un po' di questo luogo dove ci troviamo. Siamo a Campo Formido, al centro recupero fauna selvatica, animali selvatici. Siamo con Maurizio Zuliani, che da quanti anni? Dal 1997 che gestiamo appunto la fauna selvatica per la provincia di Udine. Quanti animali e che tipo di animali? Ce n'è diversi? Diciamo che i numeri comunque sono esponenziali, aumentano ogni anno. Quest'anno siamo già a quasi 1700 animali su circa 160 specie diverse di animali, tra uccelli e mammiferi. L'aumento è collegato a cosa? Cioè perché aumentano? Beh, l'aumento, intanto c'è stato il periodo del Covid, che comunque la gente rimanendo a casa trovava sempre in qualunque momento, in qualsiasi posto, degli animali da poter accudire. Diciamo che si sono avvicinati molto di più a noi perché il mondo si è un po' rallentato. Certamente, poi anche la sensibilità delle persone è aumentata in un modo incredibile. Siamo partiti nel 1997 siamo partiti con 26 animali. Per arrivare a circa 2000 che arriveremo quest'anno. Come è nato tutto questo? Non è che è nato per caso, ma la mia è una passione da quando sono nato, di conseguenza ho sempre avuto animali per le mani da quando avevo 6 anni, quindi è più di 60 anni che io sono comunque in contatto con gli animali, di qualsiasi tipo, di qualsiasi specie. Qual è la storia più difficile che ha trattato? Cioè proprio un animale che non sperava neanche di riuscire a salvare? Ma sono tantissime le storie, comunque abbiamo salvato delle aquile, abbiamo salvato dei grifoni, abbiamo salvato dei gufi reali. Ci sono certi animali che hanno delle difficoltà abbastanza gravi, ecco, per poter alimentare, tipo il falco pecchiaiolo, che si chiama falco però è un gran mangiatore di insetti, oppure gli assioli, che sono dei rapaci notturni, anche questo è un mangiatore di falene. Animali anche spesso appunto coinvolti in incidenti stradali? Purtroppo negli ultimi anni sì, principalmente caprioli, cervi, cinghiali. Fortunatamente cinghiali non ne arrivano qui vivi, a parte l'auro che è arrivato 10 anni fa e questo è l'ultimo della specie, diciamo, arrivato. E quindi d'estate c'è un incremento in tutte le stagioni? Com'è stata l'ultima estate? Beh, l'ultima estate è stata molto impegnativa perché in 2 mesi, giugno e luglio, sono arrivati 800 animali ed è un numero molto molto alto. La scorsa settimana ha fatto un intervento particolare, di cosa si tratta? La scorsa settimana abbiamo fatto delle liberazioni, 2 liberazioni in una, per quanto riguarda degli animali d'acqua, chiamiamoli così, tipo gallinelle d'acqua, e dei rapaci notturni. Abbiamo liberato degli assioli, delle civette, degli allocchi e più la parte del turno di giorno, quindi abbiamo liberato delle poiane, dei colombassi, dei merli, degli codirossi spazzacamino, dei cardellini, abbiamo liberato e questo l'abbiamo fatto in questa azienda agricola che fanno anche campi estivi per i ragazzi che sono stati entusiasti di quello che hanno visto perché non vedevano animali di queste specie neanche sui libri quasi, no? Perché abbiamo liberato anche un piccolo airone che è l'airone più piccolo d'Europa, no? E quindi sono rimasti veramente entusiasti di queste liberazioni e lì andiamo abitualmente, ogni anno andiamo 2 o 3 volte all'apertura e alla chiusura di questi centri estivi. Un altro 15 giorni fa abbiamo fatto insieme alla Federcaccia, organizzata dalla Federcaccia di Udine, a Porpetto nel campo di tiro, abbiamo anche lì un campo estivo, abbiamo liberato diversi uccelli anche lì. Quindi poi in genere gli animali che arrivano qua vengono curati e possono anche tornare in natura, ma non sempre? Chiedo. Diciamo che questo è lo spirito di tutti i nostri 4 centri di recupero. Chiaramente noi facciamo quello che possiamo e quello che riusciamo a fare, no? Siamo coadiuvati dal nostro veterinario, che abbiamo ogni centro di recupero al veterinario, più abbiamo la convenzione anche con l'Università di Udine per quanto riguarda interventi più importanti e poi vengono rimessi in libertà. E un'ultima cosa che le chiedo, le giornate non finiscono mai, perché cosa implica tutto questo? Nutrire, dar da mangiare a tutti questi animali, costi e impegni?
Beh, costi e impegni sì, però principalmente è la passione che ti porta avanti, altrimenti non potresti fare una cosa del genere. Grazie allora Maurizio Zurani per averci fatto conoscere questa realtà, per averci fatto conoscere l'auro e anche gli altri animali che abbiamo incontrato in questa mattinata. A voi la linea. Grazie Francesca, ci fermiamo un attimo per la pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. Bentrovati per la seconda parte di A voi la linea. Questa mattina cambio al Comando Provinciale di Udine dei Carabinieri. Ci dice tutto Paola Treppo in collegamento con noi. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Udine saluta dopo 3 anni di comando il colonnello Alfredo Vacca. Come sono stati questi 3 anni al comando del comando provinciale di Udine? Sono stati 3 anni che purtroppo sono trascorsi troppo velocemente per tanti motivi, perché è stato un incarico che mi ha coinvolto totalmente, quindi come tutte le cose coinvolgenti poi fa sì che il tempo passi troppo velocemente. Troppo velocemente perché è una regione, è una provincia molto bella che mi ha accolto 3 anni fa e che oggi saluto con un velo di amarezza, perché è una regione, una provincia dove ancora si vive bene, dove ancora la gente permette di avere un rapporto privilegiato con le forze dell'ordine, quindi questo dà merito a quello che la cittadinanza fa e quello che ci spinge a fare sempre meglio. E quindi 3 anni che sono passati e che sono terminati in maniera anche troppo rapida. Ecco, anni segnati tra l'altro da difficoltà maggiori per l'attività dei Carabinieri per l'emergenza da Covid-19. Sì, ci siamo trovati a vivere una situazione straordinaria che non tutti pensavano o meglio che non pensavamo di dover vivere nella nostra vita, perché è un qualcosa che nell'immaginario nessuno pensa di dover affrontare. Lo abbiamo dovuto affrontare con mezzi straordinari e lo abbiamo affrontato avendo sempre una via maestra, quella di continuare ad essere il punto di riferimento per i cittadini che in questa situazione mai come oggi si sono trovati spaesati di fronte ad una pandemia che ha colto tutti abbastanza impreparati per la virulenza con cui si è diffusa. Per cui il nostro punto fermo è stato sempre quello, riadattare le procedure, certo, ma sempre rimanendo dei punti di riferimento per cercare di essere di ausilio a chi in quel momento aveva bisogno, ausilio declinato in tutte le varie sfaccettature, quindi dall'ausilio informativo, dall'ausilio materiale a chi non aveva possibilità di uscire e aveva bisogno, quindi un ausilio a 360 gradi. E la nuova destinazione per lei qual è? Io andrò a Roma a ricoprire un incarico interforze presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. E invece il nuovo comandante in arrivo prenderà il comando lunedì prossimo. Il mio successore è il colonnello Orazio Ianniello, che proviene dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma. Allora ringraziamo il colonnello Alfredo Vacca, comandante dei Carabinieri del Comando Provinciale di Udine, per la sua disponibilità anche in questi anni di collaborazione anche con le televisioni, insomma con gli organi di informazione. Oggi visita del Ministro al Turismo Massimo Garavaglia a Pordenone, dove si è tenuta una conferenza stampa nella sede provinciale della Lega assieme al sottosegretario Vanni Agava sulle misure PNRR per operatori turistici. L'ha seguita per noi Alexis Sabot.
Oggi ha fatto tappa a Pordenone il ministro al turismo Massimo Garavaglia. Proprio pochi minuti fa si è tenuta una conferenza stampa nella sede provinciale della Lega assieme al sottosegretario Vannia Gava. Si è discusso sulle misure del PNRR per gli operatori turistici. Allora andiamo a sentire le interviste. Un po' in tutta Italia è andata decisamente bene l'estate, che non è finita, c'è ancora una coda interessante e poi c'è l'inverno e finalmente si torna a sciare. Però dobbiamo mettere le basi perché questa crescita congiunturale diventi strutturale e soprattutto guadagniamo quote di mercato rispetto ad altri paesi. Per farlo serve una cosa molto semplice, qualità totale in ogni fase della ricezione turistica, dalla prenotazione all'enogastronomia, alla ricezione eccetera, e qualità totale però anche dal punto di vista della gestione delle strutture. Per questo noi mettiamo in campo una misura come questa che abbiamo spiegato oggi, che banalizziamo dicendo 80% semplice, in realtà ci sono tante misure collegate a questo, per consentire agli operatori di sistemare le proprie strutture, non solo alberghi ma anche impianti a fune, anche parchi tematici, terme, un po' tutto. Quali opportunità del PNR per il turismo? Lei ha evidenziato anche il tema della digitalizzazione. La digitalizzazione è quello che ci consentirà di fare il salto di qualità soprattutto nella promozione. L'Italia è il paese più desiderato al mondo, però ahimè poco conosciuto, soprattutto poco conosciuto fuori dai grandi attrattori, Venezia, Milano, Napoli eccetera. Ecco, noi abbiamo la possibilità con il digitale di fare veramente dei bei pacchetti integrati, per cui mentre uno viene a Trieste può andare a Spilimbergo, per capirci. Ecco, questo però dipende tantissimo dalla capacità dei territori di organizzarsi e di riuscire a mettere in campo le migliori capacità, idee, iniziative per promuovere dal punto di vista coerente con il digitale il proprio territorio. Si parla di apertura dei corridoi turistici, c'è stato l'ok di Speranza, le tempistiche? Penso molto brevi, ne ho parlato con il Ministro a fine estate. È giusto a questo punto anche aprire i corridoi verso certe mete conosciute, Maldive, Seychelles eccetera, perché gli italiani hanno anche giustamente voglia di andare all'estero, in questo modo anche tanti stranieri verranno da noi perché poi c'è sempre reciprocità. Spese di efficientamento energetico, riqualificazione delle strutture ricettive, questo è un tema di cui avete parlato oggi in conferenza stampa. Sì, è un tema, è un lavoro che stiamo portando avanti negli ultimi 2 mesi con il Ministro Garavaglia. Abbiamo bisogno di efficientare, quindi rendere meno energivori tutte le strutture ricettive, ricreative anche, perché come avete sentito anche dal Ministro copre un po' tutto. E vogliamo rendere questi edifici, che il grosso sono nati negli anni 70 e 80 quando le normative e la tecnologia era evidentemente diversa, la vogliamo riammodernare soprattutto evitando dispersioni e quindi anche riqualificando e creando un nuovo biglietto da visita per le strutture ricettive. E allora i tempi sono stati allungati fino al 31/12/2024 proprio per dare la possibilità di fare le progettazioni e le realizzazioni del caso. Anche il bronzo paralimpico Katia Aire sarà a Gemona il 19 settembre per il 20° Giro del Friuli di handbike. Oltre allo spettacolo agonistico con atleti da tutta Italia, la manifestazione offrirà anche un'occasione di riflessione sulla sicurezza stradale per mezzi che circolano raso strada e che su questa convivono con automobilisti e altri ciclisti. Ne abbiamo parlato con gli organizzatori e con l'assessore comunale allo sport. Sentiamo. Quest'anno a Gemona per la 20ª volta il Giro del Friuli Handbike, è una tappa del campionato italiano per società, lo organizza l'associazione basket e non solo, e siamo con Rosanna Menazzi che proprio ci parla di questo appuntamento, che cosa ci aspettiamo, anche grandi nomi a Gemona. Sì, esattamente. 20 anni che facciamo che vogliamo fare questa tappa di campionato italiano perché vogliamo perché il Giro del Friuli appunto per far conoscere il nostro territorio friulano. Chi gareggerà, diciamo, siamo molti reduci da incidenti stradali e non, con lesione midollare, da paraplegici a tetraplegici.
Ogni anno devo dire che si rimpolpa un numero, adesso siamo già arrivati, siamo vicini agli 80 come atleti partecipanti. Quest'anno avremo anche, da poco sono finite quindi le Paralimpiadi a Tokyo, avremo Katia Erek, bronzo, medaglia di bronzo, e poi avremo anche una che ha vinto il mondiale in Spagna, la Roberta Amadeo della Lombardia. Diciamo che negli arco degli anni sono aumentati anche come velocità, raggiungono anche sui 40 km/h e passa. Mi piacerebbe che la comunità di Gemona partecipasse a questo evento, venendoci a guardare, perché è un circuito di 5 km e mezzo. Ci sarà comunque lo sfilamento che parte da Piazza del Ferro e scenderà giù fino alla parte lì del palazzetto sportivo in via Velden, dove ci sarà la partenza e l'arrivo. E diciamo, questo circuito vorremmo che la gente venisse a tifare e a guardarci, ecco. Sarà un evento molto, molto bello, ecco. Il giorno prima faremo anche un percorso turistico della città, leghiamo anche questo all'evento di solito. Solo una curiosità, prima mi diceva che proprio il mezzo è nato in Friuli, è così? Esattamente, il nostro socio che è mancato 2 anni fa si chiamava Giovanni Angeli, di Zoppola di Pordenone, e lui anni fa voleva muoversi e ha ideato questo prototipo. Inizialmente era quasi seduto, c'era solo un ausilio davanti, eravamo quasi seduti, poi man mano con la dinamicità si sono scese, ma anche per sfruttare le parti del corpo rimaste dopo una lesione. Però ecco, possiamo primeggiare su questa cosa qui. Noi abbiamo avuto la persona che ha creato questo mezzo, Giovanni Angeli, e siamo stati anche i primi in Friuli che abbiamo fatto la prima tappa di campionato proprio di società. Assessore, sono eventi che si accoppiano spesso alla conoscenza della città, ma in questo caso ha un valore per voi importante. Già siete stati protagonisti di progetti per la sicurezza stradale, quindi la convivenza fra automobilisti e ciclisti. In questo caso, insomma, ancora di più lo associate anche all'handbike. Certamente, e ringrazio veramente di cuore tutti gli organizzatori e i volontari che parteciperanno e che garantiranno la sicurezza, perché è un evento delicato che richiede veramente particolari accortezze, perché questi grandi atleti viaggiano raso strada, quindi dobbiamo avere la certezza che non succederà nulla, garantire la massima sicurezza, e chiaramente è un grande impegno per l'organizzazione. Chiediamo ai nostri cittadini la pazienza di 2 ore di chiusura strada dalle 8:30 fino alle 11, perché è necessario, essendo un circuito di 5 km che ospita quasi 100 atleti, sarà sempre impegnato, quindi è necessario assolutamente la chiusura strada. Siamo però consapevoli che la nostra cittadina è una cittadina abituata ad ospitare queste manifestazioni e che ha la sensibilità per poterle ospitare, e quindi invito veramente la cittadinanza a partecipare, a fare il tifo, perché sarà veramente uno spettacolo mozzafiato. Le velocità che raggiungono sono importanti e sicuramente meritano di essere applauditi e incitati durante il percorso. Questa manifestazione sarà inserita in un evento? Certo, all'interno dell'evento A Tutta Bici, edizione 21, finalmente riprendiamo con questa kermesse dedicata alla bicicletta, che sta diventando il nuovo turismo, la nuova frontiera del turismo, e la cittadina si sta attrezzando proprio per ospitare questa nuova forma di viaggio, ma anche e soprattutto per gli cittadini stessi, che sempre di più si spostano con la bicicletta, che fa bene soprattutto alla salute e diminuisce l'inquinamento. Quindi dicevo, riprendiamo l'edizione di A Tutto Bici, che quest'anno vede al mattino la corsa di handbike e al pomeriggio la cicloescursionistica, che partirà da Gemona, dalla partenza del cammino proprio di Sant'Antonio, per far conoscere anche quello che è la nuova progettualità che unisce il nostro santuario all'Italia e oltre, per arrivare in Castello ad Artegna, dove ci sarà un aperitivo al tramonto, e rientrare in notturna di nuovo alle porte del Cammino del Santo. Grazie allora a voi per averci raccontato di questa iniziativa, di questa manifestazione. A voi la linea. E per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.